un ricordo sperando che sia... Ha saputo che abbiamo preso anche l'altro, sì? Sì, abbiamo saputo, sì. L'incubo è finito, i due aguzzini sono dietro le sbarre e Carmelo Merotto, in via di guarigione, sebbene sul suo volto siano ancora ben visibili i segni delle violenze, riceve in ospedale a Conegliano la visita del comandante dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Una stretta di mano, poche parole, il ricordo di quella notte terribile, lo scorso 23 dicembre, quando l'81enne agricoltore di Col San Martino, frazione di Fara di Soligo, venne aggredito in casa da due marocchini che lo picchiarono selvaggiamente per portare a casa appena qualche decina di euro. Mi sbattono in terra, vogliono soldi, io gli do i soldi, ma lasciate pistare, no, picchiarmi in questa maniera. Una violenza ed un accanimento brutale che rimane del tutto inspiegabile per la vittima. I due magrebini da dietro le sbarre ora si rimpallano le colpe. Si tratta di due ambulanti, un 31enne arrestato dai carabinieri nell'immediatezza del fatto ed un 25enne acciuffato a Natale a Cison di Valmarino. Fondamentale è stato il contributo della vicina di casa di Carmelo Merotto che, svegliata dalle urla nel cuore della notte, ha immediatamente chiamato il 112 permettendo ai carabinieri di intervenire in tempo. Ringrazio sì perché ha fatto bella roba e anche ringrazio anche quella signora che sta vicino a me perché è stata ella a chiamare e mi ha detto ho fatto bene chiamare, sì. Le foto dei due arrestati non sono ancora state rese note, potrebbe infatti trattarsi di un duo di rapinatori seriali e per questo ci sono in corso numerosi accertamenti. I primi due casi che saranno analizzati sono quelli di due anziani pestati e derubati a dicembre dell'anno scorso e a gennaio di quest'anno sempre a Farra di Soligo. Il modus operandi e le descrizioni fornite dalle vittime sembrano coincidere con l'identikit dei due nordafricani che a questo punto non sembrerebbero più essere dei malviventi occasionali. Abbiamo raccolto diversi elementi di prova, adesso li compareremo anche con episodi precedenti che sono successi in ambito locale, ma la comparazione verrà fatta anche su tutti gli episodi che a livello nazionale si sono verificati per verificare se c'erano delle responsabilità anche in questi.